Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace. Queste parole del profeta Isaia richiamano i passi dei credenti in Cristo, chiamati in questo giubileo a divenire pellegrini di speranza a beneficio dell'intera umanità. La fonte di questa speranza non proviene da un umano ottimismo, ma dal vedere con i propri occhi il venire del Signore, nella propria storia concreta come in quella della propria comunità di fede. Celebrando l'Eucaristia in questo giorno santo, siamo introdotti nella profondità del mistero di Dio, che ci conduce per mano a guardare dentro la realtà del Dio trino ed unico, il cui Verbo, squarciando i cieli, ha assunto la natura umana per redimerla. Iniziamo la celebrazione eucaristica con il canto.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Con il tuo spirito. Fratelli e sorelle carissimi, al termine di questa solenne celebrazione dell'Eucaristia, riceveremo la benedizione papale che, attingendo alla ricchezza della comunione dei santi in Cristo Redentore, ci elargirà l'indulgenza plenaria con la rimissione di ogni pena dovuta per i peccati. Confessiamo dunque le nostre colpe e umiliamoci sotto la potente mano di Dio, perché ci esalti nell'ora della sua visita. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, dei santi apostoli Pietro e Paolo, di Sant'Iziano e di tutti i santi, Dio Onnipotente e Misericordioso vi conceda un tempo favorevole per un sincero e fruttuoso pentimento, la continua conversione del cuore, il rinnovamento della vita, la perseveranza nelle opere buone, perdoni i vostri peccati e vi conduca alla vita eterna.
Preghiamo. O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine e in modo più mirabile ci hai rinnovati e redenti, fa che possiamo condividere la vita divina del tuo Figlio, che oggi ha voluto assumere la nostra natura umana. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Una voce. Le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni. Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Parola di Dio. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi, gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha manifestato la sua salvezza, agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. Acclami al Signore tutta la terra, gridate, esultate con canti di gioia. Cantate inni al Signore con l'arpa,
con l'arpa e con suono melodioso, con la tromba e il suono del corno. Acclamate davanti al Re il Signore. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Dalla lettera agli Ebrei. Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra della maestà nell'alto dei cieli, divenuto tanto superiore agli angeli, quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato. Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai detto: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato»? E ancora: «Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio»? Quando invece introduce il primogenito nel mondo, dice: «Lo adorino tutti gli angeli di Dio». Parola di Dio. Un giorno santo è spuntato per noi, venite tutti ad adorare il Signore. Oggi una splendida luce è discesa sulla terra. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta.
venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era lui di cui io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto, il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Dio nessuno lo ha mai visto, il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Sono le ultime parole che abbiamo ascoltato da quel brano bellissimo e solenne che si legge nella messa del giorno. Voi sapete che il giorno di Natale ci sono ben 4 messe, quella della vigilia, quella della notte, quella dell'aurora, quella del giorno. E nel Vangelo del giorno, nella messa del giorno, leggiamo sempre il prologo, cosiddetto il prologo del quarto Vangelo. In principio era il Verbo, che guarda caso comincia con le stesse parole del primo libro della Bibbia, la Genesi. In principio Dio creò. In principio era il Verbo. Non è a caso. Ebbene, ci dice che Gesù è il rivelatore di Dio. Dio nessuno l'ha mai visto, ed è una frase assolutamente sicura. Lui, il Figlio unigenito, ce lo ha rivelato. Gesù è il rivelatore di Dio. E certo ce l'ha rivelato non solo nel mistero della sua nascita a Betlemme, ma certamente anche in questa circostanza. Il Natale quindi è un evento di rivelazione. Ci rivela il volto di quel Dio che nessuno di noi ha mai visto e che se dipendesse da noi potremmo soltanto fantasticare, ma senza... No, Lui ce l'ha rivelato. Ripeto, la rivelazione più alta, lo sappiamo bene, è avvenuta nella Pasqua di Gesù, passione, morte, risurrezione, dono dello Spirito Santo, e tuttavia indubbiamente anche la nascita di Gesù è atto di rivelazione. Che cosa
ci rivela di Dio il fatto che il Verbo eterno abbia voluto nascere come ogni altro uomo. O più precisamente, il fatto che egli abbia voluto nascere come i più poveri e i più miserabili degli uomini. Che cosa ci rivela, visto che lui ce l'ha rivelato? Possiamo dire così, ci rivela anzitutto che Dio continua ad aver fiducia dell'uomo e dell'umanità, nonostante tutto continua ad aver fiducia dell'uomo e dell'umanità, fino al punto da farsi lui stesso uomo come noi. Il Verbo si è fatto carne, addirittura, no? Non dice uomo, carne umana. Fino al punto da condividere lui l'esistenza umana appunto nella debolezza della carne. E questo gesto di fiducia, che può apparire insensato, dal momento che tanto spesso viene misconosciuto o ignorato, è ciò che Dio, attraverso la liturgia, non si stanca di porre davanti ai nostri occhi. Perché? Per suscitare dal nostro cuore un sentimento di risposta riconoscente e fiduciosa. Dio, per ottenere una risposta di fiducia e di amore da parte di noi uomini, per ottenere in altre parole ciò che è il bene e la salvezza di noi uomini, perché lui non ne ha bisogno, siamo noi che ne abbiamo bisogno e possiamo ottenere la salvezza solo apprendersi a Dio con amore riconoscente, Dio per ottenere questo non ha altro mezzo se non offrirsi lui stesso inerme, senza armi, come può essere un bambino, fiducioso, come può essere solo uno che ama in modo incondizionato. Capiamo allora che la rivelazione che Gesù fa di Dio non è una dottrina, non è una teoria, è una relazione che ci viene offerta, è una vita in dono. I suoi non l'hanno accolto. È una cosa impressionante questa. A quanti però l'hanno accolto, dice il Vangelo, a quanti però l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. A volte si sente dire, tutti gli uomini sono figli di Dio. No, tutti gli uomini sono creature di Dio, chiamati ad essere figli di Dio. Ma questa chiamata esige una risposta. Venne fra i suoi non l'hanno accolto. Creature chiamate ad essere figli di Dio l'hanno rifiutato. È possibile, la nostra libertà può fare anche questo. A quanti però lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. I padri della Chiesa hanno coniato una frase che ha percorso la storia e che anche noi utilizziamo a volte in un canto natalizio. Dio si è fatto come noi per farci come Lui. Addirittura. A quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio, di essere cioè animati da un amore riconoscente. Ecco l'amore filiale, ecco la fede in fondo è amore riconoscente, ma contemporaneamente di essere animati da una speranza e da una capacità di amare simile a quella di Dio, fede, speranza, carità. Accogliere il dono gratuito dell'amore di Gesù ci porta infatti a vivere uniti a Lui, animati dal suo stesso Spirito, lo Spirito Santo, e perciò capaci di vivere la sua stessa esperienza umana, esperienza di amore verso il Padre, amore riconoscente, e di amore verso i fratelli. Nella speranza, certo, nella speranza. Perché se non c'è una speranza, noi non vogliamo bene né al Padre né ai fratelli. Ebbene, il Dio che Gesù ci rivela è un Padre assolutamente fedele e misericordioso, animato da un unico desiderio nei nostri confronti, che viviamo la libertà e l'amore dei figli e non la paura e la chiusura in noi stessi che sono frutto di una lontananza da Lui, che è perdizione.
Ecco allora che la liturgia ci ha fatto pregare poco prima del Vangelo. Un giorno santo è spuntato per noi oggi. Una splendida luce è discesa sulla terra. Certo, la liturgia ci fa percepire lo spessore di questo evento, ce lo fa contemplare e ci invita ad entrarvi, a parteciparvi. E questa splendida luce che è apparsa sulla terra è la luce dell'amore, è la luce della fiducia, è la luce della speranza, quella luce che ci consente di poter fare passi concreti, magari piccoli, ma concreti, che ci portino a un'esistenza libera, filiale, fraterna. Chiediamo, cari fratelli e sorelle, chiediamo davvero di entrare sempre di più in questo mistero che celebriamo, che non resti solo un aspetto pittoresco ed esteriore. Chiediamo di diventare noi stessi partecipi di quell'amore con cui il Padre ci ha amati e che Gesù ci ha rivelato e donato. Seminatori di pace, seminatori di prossimità fraterna, seminatori di speranza, come dice il nostro piano pastorale di quest'anno e la lettera pastorale che ho inviato. Seminatori di speranza non solo nel nostro ambiente ecclesiastico, ma in tutti i posti dove la vita ci porta ad incontrare le altre persone, in particolare dove di speranza ce n'è meno. E oggi, lo ripeto, la speranza fa gravemente difetto nella nostra cultura e nei nostri cuori. In questo modo il Natale sarà annuncio di gioia e di speranza per tutti, perché Gesù è venuto per tutti gli uomini. Rinnovando la nostra professione di fede alle parole che ricordano il mistero dell'incarnazione, siamo invitati a metterci in ginocchio. Credo in unum Deum. Et unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis.
etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam et expecto resurrectionem mortuorum. Fratelli e sorelle, in questo giorno santo nel quale esultiamo per la nascita del Figlio di Dio, irradiazione della gloria del Padre e luce vera, rivolgiamo a Lui la preghiera che scaturisce dalla fede. Preghiamo insieme. Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Per la Chiesa, perché sia fedele alla missione di annunciare con gioia a ogni creatura che tu, Verbo fatto carne, sei il volto misericordioso del Dio invisibile. Noi ti preghiamo. Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Per le famiglie, perché il cordiale ritrovarsi di questi giorni rinsaldi i legami tra le generazioni e in te, che sei la pace, vengano superate incomprensioni e sofferenze. Noi ti preghiamo. Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Per quanti cercano la verità, perché nelle tenebre splenda la tua luce, nel dubbio risuoni la tua parola e nella fatica trovino in te la forza. Noi ti preghiamo. Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Per i disoccupati, i detenuti, i profughi, perché nessuno si senta solo e abbandonato, ma tutti siano raggiunti dal tuo amore. Noi ti preghiamo. Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Per noi qui riuniti nel tuo nome, perché dallo scambio gratuito dei doni nasca la volontà di una rinnovata attenzione alle necessità dei poveri. Noi ti preghiamo. Gesù, vero Dio e vero uomo.
Signore Gesù, Verbo del Padre, sei venuto in mezzo a noi per condividere la condizione umana e darci il potere di diventare figli di Dio. Dalla tua pienezza donaci grazia e verità, perché le nostre azioni siano feconde di bene, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Nel Natale del tuo Figlio ti sia gradito, o Padre, questo sacrificio, dal quale venne il perfetto compimento della nostra riconciliazione e prese origine la pienezza del culto divino per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo di Lui siamo conquistati all'amore delle realtà invisibili. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto del cielo. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice,
di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, come è indegno tuo servo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Tiziano e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alle tue messe, ma di soltanto una parola.
Preghiamo. Dio misericordioso, il Salvatore del mondo che oggi è nato e nel quale siamo stati generati come tuoi figli, ci comunichi il dono della vita immortale per Cristo nostro Signore. Caro Vescovo e Padre Corrado, la porta santa dell'anno giubilare della speranza è aperta. Abbiamo sempre trovato in lei una porta aperta, con saggezza, concretezza, spirito di fede ha guidato, sostenuto, incoraggiato il cammino della nostra Chiesa, un instancabile motore di speranza. Desideriamo esprimerle la nostra riconoscenza e il nostro affetto. Ha appena varcato la porta dei 75 anni, ier l'altro. È un giro di boa per un vescovo. Auguri. E nella luce di questo Natale le auguriamo che continui a essere una speranza in cammino, con l'agile leggerezza, la libertà di cuore di Maria e Giuseppe, dei pastori, di chi ha Gesù, nostra speranza nel cuore. Un segno per lei che ora 2 bimbe, un papà e una mamma recano, 2 germogli, segno di questo nuovo anno e di questo nuovo tempo per lei, di speranza. Auguri e buon Natale. Grazie caro Don Graziano. È vero, ho compiuto 75 anni e i giornali hanno fatto quasi che fosse una notizia straordinaria compiere gli anni, o come fosse una notizia chissà quale che il vescovo a 75 anni, come ogni parroco, è tenuto a norma di diritto canonico di rimettere nelle mani del Papa, se è vescovo o del parroco, o del vescovo se è parroco, il mandato ricevuto. Ma non è una notizia, lo sanno ormai da 50 anni tutti. Ecco, e quindi io l'ho fatto come è giusto che un vescovo obbediente faccia quello che deve fare. Ecco, e adesso siamo nelle mani del Papa, come dicevo qualche giorno fa, visto imprevedibile come Papa Francesco ci si può aspettare di tutto. Quindi non stiamo qui a elucubrare cosa, come, quando e perché, andiamo avanti con serenità e quando avremo notizie le daremo. Grazie, vi ringrazio degli auguri e faccio gli auguri a tutti voi, anzitutto di Buon Natale. Anche questa notte c'era un bel numero di persone e ciò mi ha colpito in particolare un bel numero di giovani, che di solito non è che si vedono, è un bel numero di giovani. Mi pare un segno, un germoglio di speranza, anche questo speriamo. E faccio in modo particolare gli auguri agli ammalati, agli anziani che non possono essere qui, magari lo desidererebbero intensamente. Faccio gli auguri ai bambini, ne vedo qui, e faccio gli auguri a tutti coloro che ci hanno seguito attraverso la Tenda TV, che ringrazio ancora una volta. Faccio gli auguri ai nostri bravi cantori che ci hanno accompagnato stanotte e oggi e lo avranno ancora i prossimi giorni, avranno un po' un lavoro straordinario. Grazie di cuore. Auguri a tutti voi e chiediamo che il Signore ci benedica e ci accompagni. Qualche avviso veloce. Ricordo la busta Un posto al tuo pranzo di Natale che è posta sui nostri banchi a sostegno dei nostri missionari. Ricordo domani Santo Stefano, la messa sarà alle 10:30 e soprattutto domenica prossima, 29, alle ore 15, l'apertura dell'Anno Santo in diocesi come ha indicato Papa Francesco, alle ore 15 l'appuntamento presso la scuola San Giuseppe e poi il pellegrinaggio a piedi fino alla cattedrale e qui la solenne celebrazione insieme con il nostro Vescovo Corrado. Al termine della messa potrete anche passare a vedere il presepio artistico che si trova sotto la sacrestia. Buona festa a tutti. Il nostro venerato Padre Corrado, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, vescovo di questa Santa Chiesa che è in Vittorio Veneto, a nome del Romano Pontefice
impartirà la benedizione con l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli che, animati dal sincero pentimento, confessati e comunicati, hanno partecipato a questa celebrazione. Pregate Dio perché il Beatissimo nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, per la Santa Madre Chiesa e impegnatevi a vivere santamente in piena comunione con Dio e con i fratelli. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio infinitamente buono, che nella nascita del suo Figlio ha inondato di luce questo giorno santissimo, allontani da voi le tenebre del male e illumini i vostri cuori con la luce del bene. Amen. Dio che inviò gli angeli ad annunciare ai pastori la grande gioia del Natale del Salvatore, vi ricolmi della sua beatitudine e vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Amen. Dio che nell'incarnazione del suo Figlio ha congiunto la terra al cielo, vi conceda il dono della sua pace e della sua benevolenza e vi renda partecipi dell'Assemblea celeste. Amen. Per intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.